Hola amigos, buonasera ragazzi, anzi buonanotte, buongiorno, ormai l'orario proprio qua è mezzanotte, là saranno le 3 a notte in Italia. Ragazzi, salve guagliù. Niente, Milan-Napoli 0-0. La partita me la so vista in replica perché oggi ho avuto impegno e quindi niente, me la so vista in replica, però non mi ci perso quasi niente alla fine, da quel che ho visto. Primo tempo che cioè, sul tiro di Callejon, sì, c'è stata una parata, bella parata di Donnarumma. Comunque il Milan si è reso pericoloso. Il Milan che ha giocato bene i primi 10-15 minuti, ci ha messo in serie difficoltà col pressing e tutto. Secondo tempo un po' meglio, squadre allungate, diciamo ci sono state varie occasioni da gol, una partita che sinceramente poteva finire anche sull'1-1, 2-2, 3-3, perché è stata una partita piena di occasioni. E niente, sì, varie parate dei portieri, di cui Donnarumma, sì, ha fatto pure parecchi parate su tiri potenti, ma alla fine, cioè, Zelischi l'ha piata appallonata stasera a Donnarumma, ci gli stava sempre in gola, sempre, sempre. Donnarumma era fa solo così, smuoveva là, sempre. Ma facete un tiro un po' più angolate, vabbè, comunque niente. Poi c'è stata l'espulsione di Fabian Ruiz nel finale, che sinceramente per me non c'era, perché lui fa così, poi la palla gli va sulla coscia, il ginocchio, poi gli rimbalza sul braccio. Bah. Vabbè, comunque, Mario Ruiga ha fatto due cross, ha tentato di fare due cross una merda, ha fatto partire due controvete, poi è stato sostituito gli ultimi 20 minuti da Gulam e non gli è andata neanche giù. Eh? Vabbè, comunque stessa cosa, Insigne ha avuto i fischi, ha esaurito, ma cioè, chi si stanno a mettere in campo se non se la sudano la maglia, se non fanno qualcosa di buono, cioè, eh, abbiamo sempre paragonato il calcio a una commedia teatrale. Ci meriti i fischi, li prendi e te assassit. Mario Rui, hai fatto una partita, stavi a cominciare a renderti pericoloso, ma per i tuoi praticamente, perché hai fatto partire io contro piede, no? Perché un cazzo grosso non lo fai, buono, sempre butto sempre a reterino un gol i difensori avversari, fai partire azioni d'attacco di contropiede. Comunque è stato sostituito, no, non era sci, visto? Non era sci. Gulam è entrato e si è reso più pericoloso. Devo fare i miei complimenti a Marquit perché comunque per me ha fatto una bella partita. Io credo uno dei migliori insieme a il solito Koulibaly perché comunque ha fatto bei interventi e poi ha numerose palle in aria buttate, però gestiva mai nessuno e vabbè, ci facevamo sempre anticipare. E niente ragazzi, io penso sulla sufficienza, un po' tutti, qualcuno se è più, ma Marquitti io penso che è stato uno dei migliori, insieme a Ospina che comunque ha fatto un paio di interventi su un terreno che era eh, pietoso, proprio scivoloso, non lo so, comunque interventi comunque pericolosi. La stessa cosa pure il portiere del Milan, Donnarumma, comunque ha fatto degli interventi non facili su questi terreni così, pallone bagnato e cose varie. Complimenti anche alla tifoseria milanista che stasera, oltre ad elogiare Ancelotti per glorioso passato, ha anche evitato cori razzisti su Koulibaly, quindi stesso stadio, stessa città, ma si è visto un po' di differenza. Non me ne vogliono gli interisti, si è vista una poca differenza. E niente, che dire più? Milano comunque ha giocato bene, sarà un dura martedì sera in Coppa Italia. E quindi ragazzi, vabbè, là c'è stato pure il debutto di Piantek, quindi si è reso subito pericoloso. Ce la dobbiamo giocare, ci ha masurato 7 camicie. Spero che comunque
Rientro di Alan, probabile rientro di Alan, equilibri un pochino il centrocampo, perché comunque non ci capito perché Ancelotti ha schierato 4 attaccanti stasera. Secondo me gli equilibri si sono un po' persi, anche se comunque Fabian Ruiz non è stato il solito Fabian Ruiz, però comunque si è reso e ha reso pericoloso anche i compagni. Zerischi meglio nel secondo tempo dove, ripeto, aveva appallonato a Donnarumma, più di che se n'ha fatta, cioè ha fatto qualche azione di partenza, cose, ma non ha recuperato qualche pallone, ma non si è reso pericolosissimo, cioè tiri facili, potenti, ripeto, ma a Russia Donnarumma la tirava, cioè. E niente, comunque ragazzi, un pareggio amaro perché sì, bicchiere se mezzo pieno, mezzo vuoto, potevamo anche perderla sta partita. Il Milan le occasioni l'ha avute, però Juve che se domani dovesse vincere contro la Lazio a Roma se ne va a più 11 e l'Inter si potrebbe avvicinare, però comunque l'Inter pare che è una pazziata ancora, neanche lo so. Ripeto, me la so vista partita, me la so vista in replica, quindi un po' così. No, l'Inter non ha giocato ancora. Grande Fabio Quagliarella oggi, capocannoniere. Applauso a Fabio. Ragazzi, siamo in diretta qui, no, non siamo in diretta, ma mezzanotte e 25 Brasile, cazzo di caldo, un calore mi può stare a Roma. Ci vediamo al prossimo video. Forza Napoli sempre, al di là del risultato. Lo voglio bene, fate bravi. Un braccio forte. Lasciate un like col vostro naso se vi fa piacere così. Iscrivetevi al canale qualora non l'avesse ancora fatto. E sul sicuro, tu che mi stai guardando, non l'hai fatto ancora. Iscriviti al canale. Non te ne perdi, iscriviti al canale. Iscriviti. Un abbraccio forte e forza Napoli. Sempre.